Spacciava tranquillamente in casa nonostante avesse già precedenti penali legati proprio ai reati di droga. Agli arresti domiciliari fino allo scorso mese di dicembre, un tunisino di 34 anni disoccupato aveva continuato la sua attività criminale. I carabinieri di Vittorio Veneto lo tenevano sotto controllo, insospettiti dal continuo via vai di persone davanti alla sua abitazione. A far scattare il blitz dei militari la segnalazione di alcuni clienti. L'uomo è stato fermato in serata proprio a 2 passi dalla casa a Colfosco. Alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire, poi ha reagito contro i militari, ma è stato bloccato ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sorpresa è stata durante la perquisizione, è tornata a spuntare l'eroina. La sorpresa è stata tanta perché questo tipo di sostanza stupefacente in definitiva era negli ultimi anni sicuramente in disuso. Il quantitativo è molto elevato, oltre 1,5 etri, e suddiviso anche in dosi. Addosso il 34enne aveva una buona parte della droga, il resto è stato trovato in casa assieme a circa 1.000 euro. I clienti numerosi erano tutti fra i 25 e i 30 anni, persone che facevano già uso di droga ma che ora si sono avvicinate all'eroina. Probabilmente perché dopo aver usato la cocaina il tossicodipendente deve trovare ancora una sostanza più potente che è l'eroina. Da Vittorio Veneto a Conegliano, dove la Polizia Municipale registra una diminuzione delle violazioni del codice della strada, ma un aumento dei reati legati alla droga, come la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.